sin da subito lui si è dichiarato totalmente estraneo. Non esclude il processo, ma le prove biologiche raccolte aprono a diverse letture. A parlare l'avvocato trevigiano Fabio Crea, il legale del 47enne di origine albanese, iscritto da luglio nel registro degli indagati della Procura di Padova per l'omicidio di Maria Pellegrini, un fatto di sangue che sconvolse la comunità, che risale a quasi 18 anni fa. Maria Pellegrini, 78 anni, viveva a Casalserugo, maestra d'asilo in pensione, ma proprietaria di una fortuna che ammontava a circa 10 milioni di euro in patrimonio immobiliare, era stata trovata senza vita, soffocata in camera da letto il 10 dicembre del 2008. Un panno le aveva coperto la bocca, un pezzo di scotch il naso. Proprio da qui sarebbe tratto il DNA, risultato compatibile con quello del 47enne, che nel frattempo era stato incarcerato a 2 palazzi per rapina. L'incidente probatorio ha cristallizzato la perizia dei RIS di Parma per la procura, che avrebbe rintracciato anche materiale biologico di una seconda persona oltre alla vittima, diversa la lettura del perito incaricato dalla difesa. Contestiamo la riconducibilità certa della traccia di DNA che è stata rinvenuta, una delle tracce di DNA che è stata rinvenuta sul pezzo di scotch, che sia attribuibile all'assistito, questo perché la percentuale di DNA è inferiore rispetto a quella che scientificamente e giuridicamente può essere attribuita con certezza a un indagato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che è una traccia comunque mista, in cui ci sono almeno altri 3 o 4 profili di contributo di DNA maschile, perché essendo un oggetto mobile potrebbe anche il DNA essere stato impresso a seguito di trasferimento in un altro luogo. Esaurito l'incidente probatorio, sarà la PM Luisa Rossi, titolare delle indagini, a decidere se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato o chiudere l'inchiesta.